Si è spento ieri all'età di 93 anni Monsignor Luigi Bommarito, già vescovo di Agrigento dal 1980 e il 1988. Ormai avanti con gli anni, da tempo viveva nella casa di Terrasini, suo paese natio. La storia di Monsignor Bommarito è legata a doppio filo a quella di Monreale, dal momento che l'altro prelato per diversi anni ha svolto la sua opera presbiteriale nella cittadina normanna. Sono in tanti ancora a ricordare i tempi delle FUCI, la Fondazione Universitaria dei Cattolici Italiani, della quale Monsignor Bommarito, che allora era per lui Don Gino, era anima e guida spirituale. L'esperienza monrealese per l'ex arcivescovo di Catania si concluse l'1 giugno del 1976, giorno del suo 50° compleanno, quando arrivò per lui la nomina episcopale per volere del pontefice di allora, Paolo VI, che lo destinò alla sede di Agrigento come vescovo ausiliario di Monsignor Petralia, allora pastore della città dei Templi. Successivamente, nel 1980, della diocesi agrigentina ottenne la titolarità fino al 1988, quando da Giovanni Paolo II fu nominato arcivescovo di Catania fino al 2002, quando lasciò per sopraggiunti limiti di età. Fra gli episodi che vanno ricordati della sua attività episcopale certamente quello del 9 maggio 1993, quando Monsignor Bommarito fu tra i concelebranti della messa nella Valle dei Templi, passata alla storia per il celebre anatema lanciato da Papa Wojtyla contro i mafiosi.